A tutti un cordiale saluto e benvenuti a Valorizziamo la faccia pulita dello sport, un nuovo appuntamento che Televideo Agrigento ha voluto proporre ed offrire ai telespettatori, perché siamo convinti che i mass media, in particolare e nella fattispecie la televisione, deve avere sì un ruolo di informazione, essere presenti nel territorio per rendere conto di ciò che succede quotidianamente nei vari settori della vita, ma avere anche una funzione culturale, una funzione pedagogica. Ecco qui allora la sfida, noi siamo pronti, un progetto che è stato subito condiviso dagli editori Piero Licausi, Arturo Cantella, Gerlando Butera, che io ringrazio. Ecco, allora parleremo di sport, ma sotto altre angolazioni. Prego la regia di volere inquadrare la scritta che campeggia alle mie spalle, giocando con le parole valori e amo. Abbiamo messo in evidenza queste due parole, valori perché sono i valori dello sport, amo perché lo sport va amato e perché si ama anche la vita, e poi la faccia pulita dello sport. Ecco, questo è un tema importante sul quale noi puntiamo, perché molto spesso si sente parlare di fattori e si vedono episodi che inquinano lo sport nelle diverse discipline, e allora da qui la nostra sfida. E come partner non potevamo avere che un partner d'eccezione come il Panathlon International Club, che appunto è fortemente impegnato su questo terreno, che fa della diffusione dei valori, dell'etica, della moralità, del fair play, del rispetto delle regole una missione quotidiana. E così abbiamo coinvolto il Panathlon Club di Agrigento, che ci accompagnerà in questo ciclo di puntate. E allora subito vado a presentare quello che sarà il mio compagno di viaggio in questo ciclo di puntate che parte proprio oggi. Luigi Tropia, che è il presidente del club Panathlon di Agrigento. Grazie Luigi. Gli ospiti di questa puntata, perché ovviamente ci pare opportuno e doveroso presentare il Panathlon Club di Agrigento, quali sono le attività che svolge, quali sono le finalità, quali sono i programmi. Allora abbiamo come ospiti importanti come il past president Gerlando Amato, grazie. Grazie a voi. E il vicepresidente del Panathlon Club di Agrigento Filippo Napoli, grazie. Grazie a voi. Riflettori puntati in particolare sui 50 anni di attività che sono maturati in questi anni dal Panathlon Club di Agrigento, un traguardo prestigioso nato nel 1965, nel 2015 il 30 ottobre ha compiuto 50 anni, un evento che ovviamente è stato celebrato in grande con la presenza del presidente del Panathlon International Santini, e quello è stato un momento importante. Ovviamente è stato Luigi Tropia nelle vesti di presidente a fare gli onori di casa di quell'evento che si è celebrato il 30 ottobre. Luigi, un momento importante. Sicuramente Claudio, inizialmente tocca pure a me ringraziare gli editori di Televideo Agrigento, in particolare anche te Claudio, col quale ci siamo incontrati un paio di mesi fa, e parlando del più e del meno è nata quest'idea di creare questo ciclo di puntate dedicato al mondo dello sport, e siamo riusciti a concretizzarlo con passione e determinazione, e oggi ha inizio. Il 50° sicuramente è stato per me motivo d'orgoglio, perché essere presidente in questo momento rimarrà un po' nella storia degli anni futuri. La serata del 30 ottobre dell'anno scorso è stata una serata meravigliosa, abbiamo avuto tanti ospiti, è stato il momento culminante però di una serie di attività che ho fatto insieme al consiglio direttivo e anche a gran parte dei soci, che è stata quella di realizzare il volume del 50° del Panathlon. Questo volume raccoglie tutte le testimonianze tramite foto, articoli di giornale, ricordi dei presidenti in vita, ma anche dei familiari di alcuni presidenti che non ci sono più. Quindi ripercorrono questi 50 anni di vita del club, ed è ripeto, un documento importante che rimarrà sempre nelle case nostre per una futura memoria dei nostri figli.
Torneremo ovviamente a parlare dei 50 anni di attività, ricorderemo i soci fondatori che nel 1965 hanno fondato questa realtà, questo movimento ad Agrigento. Parlavamo dell'evento del 30 ottobre, Santini ad Agrigento, è arrivato grazie anche e soprattutto a Gerlando Amato, con cui Santini ha un rapporto di amicizia. Sì, Giacomo Santini ha accolto subito l'invito a venire ad Agrigento, stimolato anche dal fatto che in concomitanza, giorni più, giorni meno, ci sono state anche gli anniversari di altri club, tipo il club di Trapani, il club di Enna, il club di Caltanissetta. Ma abbiamo avuto anche altri ospiti illustri, il past presidente nazionale, e abbiamo avuto il presidente della mia federazione, della Federazione Italiana Cronometristi, che ha portato i saluti del presidente del CONI, Malagò, quindi abbiamo avuto rappresentanti importanti in questa occasione. Allora, Filippo Napoli, questo evento ovviamente dà ulteriori stimoli per andare avanti, per mettere in cantiere altre iniziative, soprattutto nella direzione, ecco, lei è anche presidente della formazione di pallamano della Girgenti, ecco, la carenza di strutture. Quanto è importante un ruolo ecco, costante che può avere il Panathlon rispetto alle istituzioni per poter colmare questo vuoto che c'è nel territorio agrigentino? Ma abbiamo avuto l'occasione come dire, di sensibilizzare l'amministrazione comunale sia nella passata gestione che anche nell'attuale, perché siamo perfettamente convinti che lo sport, per essere praticato, ha bisogno degli impianti sportivi. Agrigento purtroppo gli impianti sportivi ne ha ben pochi, che sono funzionanti, che sono attivi, che possono essere utilizzati dalle varie squadre dei cosiddetti sport minori. Io rappresento un piccolo sport che viene praticato con orgoglio qui ad Agrigento da oltre 40 anni, lo sport della pallamano. Noi siamo nati nel centro giovanile Don Guanella, dove un prete un giorno ha chiamato 4 ragazzini, tra cui me, e ci ha spiegati con un libretto alla mano questo sport che prima era sconosciuto. Ecco, nel passato di tempo abbiamo fatto parecchie cose, quindi siamo diventati anche bravi, però devo dire non abbiamo mai avuto la fortuna di giocare ad Agrigento, perché Agrigento un campo adatto per la pallamano non ce l'ha. Giocate a Favara? Giochiamo attualmente a Favara, ma abbiamo giocato le partite in casa anche ad Enna, le abbiamo giocate a Licata, le abbiamo giocate a Racalmuto. Purtroppo ad Agrigento non abbiamo avuto questa fortuna ancora. Anche, ecco, per restare in tema di impianti, ma lo approfondiremo se non in questa puntata, nel corso delle altre puntate, anche l'Acragas rischia perché l'impianto di illuminazione ancora non si realizza allo stadio SNL. Sì, ho saputo anche questo e sarebbe veramente sbagliato per i rapporti e comunque i risultati che nel bene e nel male sta raggiungendo e sta avendo questa nostra compagine agracantina, insomma, rinunciare alla Lega Pro perché non abbiamo l'impianto di illuminazione sarebbe veramente brutto. Allora Luigi, una curiosità, perché ti sei accostato al Panathlon? Mi sono accostato al Panathlon in maniera naturale, perché il Panathlon è un club service composto da atleti o ex atleti, quindi da giocatore grande appassionato di pallacanestro. Nanni Di Giovanna mi ha presentato al club, sono diventato socio 7-8 anni fa e ora ho il piacere di esserne il presidente. Torno a dire, è un club attivo, io mi ricollego un attimino al discorso che ha fatto Filippo, perché al di là delle parole poi contano i fatti. Vogliamo essere un club appunto attivo sulla città e nella provincia. Noi abbiamo organizzato prima delle elezioni una tavola rotonda con i candidati sindaci, appunto proponendo alcune soluzioni riguardo agli impianti sportivi. Una di queste era quella di affidarla un po' ai privati e devo dire che l'amministrazione comunale odierna sta camminando in questa direzione, quindi da questo punto di vista siamo fiduciosi che possa smuovere, possa sistemare qualche situazione. Anzi, colgo l'occasione
per invitare, ma poi lo faremo in maniera diretta, il sindaco, l'assessore allo sport o entrambi, perché in una di queste trasmissioni avremo il piacere di parlare con loro del futuro degli impianti sportivi. Ritornando al 50°, intanto ti fermo Luigi, perché mi dicono dalla regia che abbiamo in collegamento telefonico in diretta il governatore dell'area 9 Sicilia del Panathlon Club regionale Eugenio Guglielmino. Allora governatore, grazie per essere qui con noi. Pronto? Non sento il governatore, allora andiamo avanti, se eventualmente riusciamo a recuperare il contatto lo metteremo in onda più avanti. Allora Luigi, parlavamo di questo 50°, c'era Santini, che cosa vi ha detto? Beh, Santini, come ha detto Gerlando Amato, è venuto con grande piacere e ha parlato soprattutto del futuro. Il futuro vuol dire giovani e quindi vuol dire dare vivacità a questi club cercando di inserire giovani. Quello che stiamo facendo pure noi, abbiamo 5-6 ragazzi che sicuramente porteranno linfa nuova e possono programmare il futuro. A proposito di giovani, se non mi sono documentato male, Gerlando Amato, lei è stato il primo a costituire un Panathlon Junior in Italia, è così? Sì, è così. Sulla stregua dei Leo Club. Io la fermo. Prego. Solo un attimo, ecco, abbiamo in collegamento telefonico Eugenio Guglielmino. Salve, governatore. Non c'è? Pronto? Non riusciamo a mi sente? Ecco, grazie. Abbiamo recuperato il contatto con il governatore, grazie per essere presente in questa prima puntata di Valorizziamo la faccia pulita dello sport, un progetto che abbiamo messo in cantiere per diffondere la cultura dello sport per quanto riguarda i valori, l'etica, la moralità, e il Panathlon Club International in questo ovviamente è un veicolo importante per promuovere questo impegno. Abbiamo organizzato questo salotto che andrà avanti per altre serate, in complessivamente 8 puntate. Il Panathlon avrà un ruolo importante. Governatore, cosa pensa di questa iniziativa? Ecco, a lei la parola. Buon pomeriggio, intanto grazie a lei e buon pomeriggio a tutti i vostri ascoltatori. Io ritengo che poter raggiungere le persone nelle proprie case, nei propri uffici, nel momento in cui stanno lavorando, e poter dir loro quanto sia importante l'impegno di tutti verso le attività sportive che i nostri figli, i nostri nipoti devono svolgere, sia estremamente importante. Quindi un'iniziativa come la vostra, che ci consente con uno spazio dedicato di poter insistere sulla possibilità di abbracciare qualsiasi disciplina vogliono fare, io dico anche in Sicilia, dal curling a qualsiasi cosa, senza nessuna esclusione, ma un'attività sportiva sana che sia fatta all'aria aperta, che sia fatta indoor, indipendentemente da quello che è la finalità, che non sia assolutamente agonistica, ma sia semplicemente come a livello amatoriale, deve essere fatta dall'inizio, deve essere fatta presto, perché inizia ad educare, inizia a far conoscere gli aspetti che poi incontreremo nella nostra vita, perché lo sport aggrega, lo sport dà coraggio, dà forza, e quindi puntiamo sulle attività sportive. Ecco, dal suo punto di osservazione privilegiato, qual è lo stato di salute dello sport in Sicilia, ovviamente visto sotto l'aspetto dei valori? Allora, lo sport in Sicilia, io voglio essere ottimista, perché ci sono sicuramente dei segnali di maggiore attenzione rivolta verso i giovani, verso i più piccoli. Bisogna proprio partire da lì ad educarli. Le strutture funzioneranno perché saranno piene di gente che avrà necessità di utilizzarle, se queste verranno educate da subito in un percorso che li porti poi ad utilizzare gli impianti. Gli impianti adesso probabilmente non sono sottodimensionati, ma sono vetusti, saranno da migliorare, ma prima di tutto
anziché il contenitore, io inizierei a pensare al contenuto, e il contenuto sono i nostri giovani che dobbiamo iniziare ad educare con un percorso sano, e quindi io sollecito i genitori, sollecito i nonni affinché dedichino parte della loro giornata. Lo so, siamo tutti stanchi, arriviamo a casa stremati e stressati, ma cerchiamo di ritrovare in noi stessi quella forza per riuscire a uscire nuovamente, indipendentemente dalle condizioni climatiche, e accompagnare i nostri figli fuori a fare un'attività da loro scelta, ma che sia un'attività di sport. A proposito di genitori, il 9 aprile a Courmayeur ci sarà un convegno internazionale nel corso del quale verranno presentati 2 progetti, la diffusione capillare appunto della carta dei doveri del genitore nello sport, e poi il roadmap il road tour, scusate, per quanto riguarda appunto questo progetto. Ecco, sono 2 progetti importanti per coinvolgere e incidere sull'atteggiamento dei genitori rispetto ai figli. Sì, assolutamente sì. Il Panathlon ha tra le proprie linee guida 2 carte che sono la carta dei giovani dello sport, dei diritti dei giovani dello sport, e la carta dei doveri dei genitori. A Courmayeur verrà attentamente trattato il problema legato alla necessità che i genitori siano partecipi delle attività, partecipi perché è giusto che i nostri figli vengano comunque monitorati, io dico osservati, perché non dobbiamo lasciarli soli in questo percorso. Cosa intendo? Bisogna far sì che vengano avvicinati allo sport e comunque osservati, io dico, un po' dietro le quinte. Non dobbiamo mai entrare nel merito delle scelte tecniche dell'allenatore, non dobbiamo mai pensare minimamente che i nostri avversari siano dei nemici. Noi dobbiamo lasciar loro questo compito e far sì che nel frattempo possano vivere in maniera sana. Stiamo attenti comunque che non possiamo nascondere che esistono anche dei momenti particolari che noi non possiamo sottovalutare, perché i nostri giovani possono essere oggetti di abusi psicologici, fisici, anche sessuali, e su questo dobbiamo stare attenti, dobbiamo far sì che qualsiasi fenomeno così come io ho appena descritto, qualsiasi fenomeno tale, sia subito messo in evidenza affinché i nostri giovani possano fare un percorso di vita sportiva sicuramente sana. I giovani devono far sì di poter far sport in maniera libera, avendo il diritto di poter far sport, ma non il dovere di dover vincere. Governatore, prima di congedarla la lascio a Luigi Tropia. Claudio, grazie. 10 secondi per ringraziare personalmente a nome del club di Agrigento il governatore Eugenio Guglielmino. Ricordo che è importante, oggi tutti i soci, il governatore in primis, ha una propria famiglia, una propria attività da seguire, quindi qualsiasi minuto che si dedica al Panathlon è fatto solo con sacrifici e passione. Eugenio si sta spendendo molto nell'area 9, sta seguendo di persona tutti gli eventi che ci sono in Sicilia, sta lavorando su Ragusa dove c'è qualche problematica, quindi lo ringrazio veramente di cuore per questo intervento e per il lavoro che farà in futuro. Governatore, c'è anche Gerlanda Amato, solo proprio una breve parentesi e poi chiudiamo. Prego. Eugenio, buonasera. Giù come va? Bene, stiamo lavorando e continuiamo a lavorare, come vedi, per portare avanti quelli che sono gli ideali del club, in particolare il fair play e l'etica sportiva. Ci stiamo rivolgendo molto ai giovani adesso, quindi speriamo e come club, come tu ben sai, stiamo cercando di recuperare il nostro club junior. Bene, io sono veramente certo che quello che voi state facendo è estremamente importante, e so che siete seguiti sul territorio, andiamo avanti così che sicuramente otterremo i risultati che ci siamo prefissi. Ancora grazie a tutti.
Grazie a te. Grazie Giulio. Bene, ringraziamo il governatore, ma io l'aspetto ovviamente in studio in una delle prossime puntate in modo da poter conversare qui di persona. Grazie al governatore della Sicilia Area 9, Eugenio Guglielmino, presidente del Panathlon Club regionale, per il suo contributo. Noi andiamo avanti con Gerlando Amato, i genitori, si parlava della carta dei doveri. Bene la società, è bene anche che i genitori facciano la loro parte. Questo impegno che si chiede ai genitori oggi ritengo che sia importante, perché oggi la società ritengo che viva momenti particolari, perché le distrazioni, le devianze sono tante. Io invito i genitori che seguono i loro figli nel loro impegno sportivo a far sì che, non dico che debbano gareggiare con lo spirito di Coubertin, ma in ogni caso non assellarli alla vittoria a tutti i costi, perché in quel caso i ragazzi tenderebbero a far sì che la vittoria venga raggiunta in maniera sleale, dico io. Sì, in effetti, come dicevamo in apertura, troppo spesso si sente parlare di episodi che inquinano lo sport nelle varie discipline, anche le simulazioni, la violenza, il doping, poi le scommesse, insomma c'è una sintesi di l'alcolismo, non dimentichiamo l'alcolismo. Ecco, ci sono vari fattori che incidono negativamente sull'immagine dello sport e nella formazione dei giovani nello sport, perché la formazione dello sport dei giovani è importante, oltre ad essere anche uno strumento di integrazione e di solidarietà. Poi nel corso delle prossime puntate parleremo anche di integrazione dell'attività dei diversamente abili, quanto sia importante il ruolo del Panathlon. Filippo Napoli, che è anche presidente, oltre ad essere vicepresidente del Panathlon Club di Agrigento, è anche presidente della Pallamano Girgenti. Ecco, a lui vorrei chiedere quanto è importante il ruolo dei dirigenti per inculcare la mentalità giusta agli atleti e alle atlete, perché la vittoria a tutti i costi non si deve pressare più di tanto, perché poi alla fine non giova nel comportamento dell'atleta. Sono perfettamente convinto che, almeno per quanto mi riguarda, lo sport va praticato sia che vengano risultati sia che non vengano, quindi dobbiamo essere sinceri. Io non ho mai chiesto ai miei giocatori, anche della squadra di Serie A, di vincere assolutamente la partita, quindi però ho sempre detto: metteteci il cuore, se sapremo meritare la vittoria, quindi la otterremo. Lavorando con i piccoli, ecco, lì non si può parlare di vittoria, perché i piccoli si divertono, quindi praticano la pallamano con quell'entusiasmo che mi ricorda tanto quello che avevo io quando ho cominciato a giocare a pallamano al centro giovanile Don Guanella. Quindi i piccoli veramente danno grandi soddisfazioni, perché vederli correre appresso alla palla, magari anche tutti insieme, cioè nelle prime occasioni in cui hanno praticato lo sport della pallamano, e vedere l'entusiasmo che hanno, quindi ti ripaga di tutti gli sforzi che si fanno giornalmente per portare avanti questo sport che qui ad Agrigento purtroppo non ha avuto i risultati che abbiamo ampiamente meritato. Io ricordo che da presidente proprio ho voluto fortemente nel 2009 fare il campionato di Serie A1. Il campionato di Serie A1 significava girone unico a livello italiano, e noi da Agrigento la squadra a noi più vicina era in Puglia, quindi poi ci siamo scontrati con squadroni veramente agguerriti di Bolzano, Merano, Trieste, Bologna, quindi con altre realtà, dove sempre giocando fuori casa, quindi non ad Agrigento. Quindi abbiamo fatto questo campionato di Serie A1 nel 2009 a Favara, e ricordo proprio il volto dei miei giocatori quando tornavano da queste trasferte, dove
ben figuravamo, però è chiaro che molte le abbiamo perse pure, ma erano felici perché giocare in campi dove c'erano 5.000, anche 10.000 spettatori, e mentre qui a Favara avevamo circa un centinaio di persone che venivano a vedere la partita. Però ecco il vero volto dello sport, noi ci siamo divertiti veramente in quel campionato e continuiamo a divertirci anche. Però mi viene da fare una riflessione, fin quando lo sport si veste nella sua naturale connotazione di agenzia educativa va bene. Quando poi lo sport e quindi le società diventano aziende perché fanno business, poi lì è chiaro che si trova difficoltà a inculcare ai ragazzi o ai giocatori più o meno giovani, ecco, il fair play, il rispetto delle regole. Lì bisogna vincere perché c'è il business, Luigi. È verissimo, però parte sempre tutto dalla base, quindi il rispetto delle regole, dei valori è fondamentale. Poi è chiaro, nell'agonismo si deve raggiungere il risultato, ma sempre con le regole giuste. Noi abbiamo esempi importanti anche di successi ad Agrigento, ricordiamo la pallavolo, parliamo del basket e tuttora del basket, dove c'è un ambiente sanissimo di ragazzi che hanno fatto riavvicinare un'intera città, anzi due, visto che il palazzetto è a Porto Empedocle, quindi due cittadine a questo sport, dove si vive realmente un ambiente sano, dove continuano ad allenarsi dei giovani, c'è un settore giovanile importantissimo. Oggi per esempio c'è la finale di ritorno gli Under 20 a Barcellona, oggi la Fortitudo ha vinto la gara di andata, oggi è il ritorno a Barcellona, i ragazzi Under 20, se vincono oggi passano alla fase successiva, quindi quello che dice Filippo è importantissimo, va poi coniugato con l'attività agonistica ovviamente. Vorrei ricordare i soci fondatori del club di Agrigento, nato nel 1965, ecco Pippo Nicosia, alcuni ormai sono morti, al quale poi è stato intitolato il Palazzetto dello Sport, Vincenzo Sambito che è stato il fondatore, il primo fondatore e il primo presidente, poi Mimmo Greffa, Vittorio Pantalena, Calogero Lopresti, Giuseppe Vincichè, Enzo Mario Salemi, Vincenzo Todaro e Antonio Vita, che diedero appunto vita, scusate il gioco di parole, al movimento, questo movimento ad Agrigento. Adesso possiamo andare in pubblicità, ma prima volevo chiedere, ecco, a Gerlando Amato, quando è nato il movimento, ecco io ho raccolto un po' di materiale, è nato sotto la guida di Aldo Mairano, che era il presidente del Panathlon dal punto di vista internazionale. E lui ho letto che frequentava Agrigento. Ecco, qual era il legame con la città dei templi? Chi era il ponte? Chi faceva da ponte? Il ponte, allora, in quel periodo era il presidente internazionale del club, quindi il ponte era il professore Todaro, era anche il presidente Sambito, perché si conoscevano. Allora il club, anche il club a livello internazionale era appena nato. Il Panathlon nacque 5 anni prima del nostro, fu fondato, è l'unico club service italiano che non ha radici anglosassone. Nacque a Venezia nel 1960 e quindi in quel periodo le personalità un po' tutti si conoscevano. Lui, il presidente internazionale veniva giù in Sicilia perché aveva, in particolare ad Agrigento, perché aveva questi due cari amici che lo hanno portato poi a fondare il club ad Agrigento. Bene, credo che non vorrei sbagliarmi, ma credo che in Agrigento tra tutti i club service dopo il Lions sia il club più datato come fondazione. Di più longevo. Sì. Ma anche lei credo che sia come presidente in un'unica soluzione 7 anni? 8 anni, in un'unica soluzione 8 anni, per motivi diversi e contingenti. Sambito è imbattibile. No, Sambito ne ha fatti quasi 20 anni, quindi sì. Quasi. Bene, andiamo in pubblicità, una breve pausa e poi torniamo subito con i nostri ospiti. Vi aspetto a Valorizziamo la faccia pulita dello sport. A tra poco. Nel cuore della Sicania, prezioso, innovativo, multimediale. Museo archeologico di Sant'Angelo Muxaro. 7 le sale espositive. In vetrina, reperti sulla geologia, della preistoria e della necropoli protostorica che si apre lungo il versante meridionale del colle, dove incantevole è la tomba del principe.
Di rilievo anche Monte Castello e Grotticelle. La visita del Musam è indicata anche per conoscere, attraverso strumenti interattivi, luoghi incontaminati e ricchi di bellezze. Qui la storia si fonde con la saga di Minosse e Cocalo, e dove gran parte degli studiosi colloca la città di Camico. Irrinunciabili le escursioni nella riserva naturale Grotta Ciavoli. Chiese, tradizioni, sapori e ospitalità fanno il resto. Sindaco e amministrazione vi aspettano a Sant'Angelo Muxaro. Gli archi di Pasqua, dal 27 marzo al 7 maggio. Fede, tradizioni popolari, arte, eventi a San Biagio Platani, una delle manifestazioni più suggestive della Pasqua in Sicilia. Per 40 giorni il corso principale si trasforma in una galleria di capolavori in pane realizzati dalle maestranze locali. Madunnara e Signorara, divise dalla devozione, e il miracolo si rinnova. Arte, tradizione e fede. Vi aspettiamo a San Biagio Platani per visitare i famosi archi di Pasqua. E quest'anno, sotto le architetture di pane, San Biagio festeggia 30 anni di gemellaggio con la cittadina tedesca di Renikingen. Archi di Pasqua, istituita la prima lotteria. In palio una Fiat Panda, una TV 42 pollici e un iPhone. Gli archi di Pasqua, dal 27 marzo al 7 maggio. Bene, siete tornati in diretta con Valorizziamo la faccia pulita dello sport, la prima puntata dedicata all'attività del Panathlon Club di Agrigento, i suoi 50 anni. Ne stiamo parlando in studio con Luigi Tropia, con Gerlando Amato e con Filippo Napoli. Gerlando Amato, allora, parlavamo di queste iniziative del Panathlon. Ecco, lei aveva costituito il primo Panathlon Junior in Italia. E anche una curiosa gara, ecco, 3-3, una gara di basket senza arbitro, e poi è stato attribuito il premio Fair Play. Sì. Sì, il club di Agrigento è stato il primo club Panathlon in Italia a costituire un club junior. Mi sono mosso perché mi sono mosso in questa direzione? Perché mi chiedevo come mai gli altri club serbi avessero un club junior, tipo il Leo Club oppure il Kiva Junior. Io sono stato anche fatto parte del Kivanes, del quale sono stato anche presidente, e là c'era il club junior. E allora accusai l'ingegno e con un gruppo di ragazzi che non avessero superato i 30 anni abbiamo costituito questo club. Siamo stati primi in Italia, secondi nel mondo panatletico, perché il primo era stato costituito a Bruxelles, un primo club. Io ricordo il piacere con piacere la gioia e la felicità di questi nostri ragazzi quando hanno partecipato a San Marino al primo congresso internazionale dei club junior, che la maggior parte erano italiani, poi negli anni sono aumentati, però dico, ho il piacere e l'orgoglio di dire che siamo stati a Agrigento i primi a costituire un club junior in ambito Panathlon. Ecco, bisogna battere, Filippo Napoli, su questo terreno, sui giovani, perché è da lì che si può cambiare la mentalità rispetto a uno sport più sano, a uno sport più nobile, perché oggi, ecco, come dicevamo prima, ci sono vari episodi che purtroppo scoraggiano, che non avvicinano allo sport, con le scommesse, con il doping, con la violenza. Ecco, anche i tifosi, bisognerebbe forse educare anche gli sportivi, i tifosi, andare allo stadio per vedere la partita, uno spettacolo, non è un'arena dove appunto puoi sfogare le tensioni magari accumulate nel corso della settimana. I giovani sono il futuro dello sport, secondo me, perché se andiamo ad analizzare appunto le cose negative che tu hai accennato adesso, noi possiamo trovare il vero entusiasmo nel praticare lo sport nei piccoli, quindi nei ragazzini che si accingono proprio a praticare lo sport, quella disciplina sportiva che magari tu hai nel cuore, quindi tu da grande, diciamo, ecco.
Io di questo ne sono convinto fermamente, perché l'apporto che dà un giovane nel praticare lo sport non è lo stesso dell'apporto che dà un professionista che magari fa quello sport perché deve riuscire a guadagnare qualcosa per poter poi vivere, diciamo, la sua vita, ecco. E quindi diciamo che quello è uno sport praticato e condizionato, mentre i giovani che si avvicinano allo sport lo fanno perché sentono di voler praticare quello sport e fanno di tutto per praticarlo al meglio delle loro possibilità e al meglio di quello che a loro viene offerto. Luigi Tropia, tu sei il 14° presidente del Panathlon Club di Agrigento. Ecco, gli altri vogliamo ricordarli brevemente: Vincenzo Sambito, Vincenzo Todaro, Angelo Buscaglia, Nanni Di Giovanna, Antonino Amato, Antonello Seminerio, Calogero Presti, Raimondo Alaimo, Lillo Salcedo, Gerlando Amato e quindi all'attualità con Luigi Tropia. 50 anni, ecco, in questo volume che tu poco fa hai mostrato alle telecamere, lì si ripercorre con la storia di questi 50 anni di attività del Panathlon. Io ho visto, sfogliando, anche protagonisti importanti, Lanese, Moser, Mennea, Vincenzo Scifo, insomma figure ed esponenti importanti del mondo dello sport che hanno fatto tappa ad Agrigento. Prossimamente vedremo qualche figura di primo piano nella città dei templi. Innanzitutto ci tengo, Claudio, che dà la possibilità di ringraziare e salutare gli altri componenti del direttivo, e cioè Giuseppe Gangarossa, Pasquale Mauro, Enzo Penna, Calogero Scordino e Gerlando Anzalone. Ho letto per non dimenticare nessuno, perché sono tutti sportivi, persone impegnate in città che mi danno tanto aiuto per portare avanti l'attività. Sicuramente abbiamo programmato tante cose in quest'anno, abbiamo avuto pure il presidente della Lega Pallacanestro Claudio Coldebella l'anno scorso in occasione della promozione della Fortitudo, ma sicuramente al di là delle personalità quello che vogliamo fare è essere presenti, torno a dire, sul territorio, quindi stimolare gli enti a cercare di risolvere i problemi, a portare in evidenza diciamo gli sport minori, tra virgolette, quelli che non hanno il risalto nella stampa o in televisione. Questo è il compito che abbiamo noi e che, grazie anche al tuo aiuto e quello di Televideo Agrigento, proveremo a fare in questo ciclo di trasmissione. Ecco, un impegno sarà quello di coinvolgere le scuole, gli studenti, perché è lì che bisogna puntare. Assolutamente d'accordo, questo ne avevamo già parlato, lo faremo. Abbiamo anche soci che potranno parlare, li coinvolgeremo ovviamente in merito in maniera importante, quindi collegamenti con l'università, parleremo di eventuale CUS, insomma abbiamo tanta carne al fuoco, vogliamo essere, ripeto, magari meno etichetta ma più concretezza. Ecco, allora seguiteci, perché c'è tanta carne al fuoco, a cominciare dalle prossime puntate, ma già questa puntata credo che sia molto molto appetibile. Parliamo di carte, parlavamo della carta dei doveri del genitore nello sport, ma il Panathlon ha tanti altri strumenti per appunto armonizzare quello che è il concetto dello sport nel suo significato più nobile. Allora, con Gerlando Amato vorrei in sintesi parlare appunto della carta del fair play, di tutte queste carte che non sono delle carte lì messe nel cassetto, sono delle carte che vanno sviluppate, applicate nel concreto e portate a conoscenza soprattutto dei giovani. Sì, sono carte che vengono osservate innanzitutto e vengono sottoposte all'attenzione soprattutto dei giovani, come dicevi. Noi abbiamo la carta del panatleta, abbiamo la carta del fair play, e questa è importante perché sono carte che sono dei decaloghi, dei punti tutti molto importanti per ogni carta. Poi abbiamo la carta dei diritti dei ragazzi a fare sport. Questa carta è stata, così come ci sarà a Courmayeur la sottoscrizione della carta dei genitori, questa carta è stata sottoscritta nel 2004 a Gand in Belgio. L'osservazione di queste carte, ripeto, è importante, e noi in particolare
abbiamo distribuito la carta del fair play e abbiamo, proprio per rendere visibile cosa significa fair play, come si pratica il fair play, negli anni passati abbiamo istituito un torneo di basket 3 contro 3 senza arbitri, dovevano essere loro stessi a sapersi gestire, e chi sbagliava andava fuori e chiaramente non potevano sperare di poter ottenere la targa e il ricordo del fair play. Poi negli anni successivi abbiamo anche inserito la quota rosa, un elemento di una ragazza, e devo dire che la presenza della ragazza rendeva ancora più un'atmosfera di fair play ancora più incisiva. A proposito di fair play, Filippo Napoli, ecco, il fair play nella pallamano c'è, esiste, è palpabile, è diffuso? Sì, sicuramente. Posso dire che la regola principale nel gioco della pallamano è dover superare l'avversario. Intanto si gioca in 7 persone con uno in porta, quindi questi 6 attaccanti, che poi sono 2 terzini, 2 ali e 2 centrali, devono riuscire con la palla in mano a superare in velocità l'avversario che hanno di fronte, e quindi è molto presente in ogni giocatore della pallamano che qual è l'insieme delle azioni che possono essere fatte, perché volendo difendere devi assolutamente cercare di bloccare il braccio del giocatore avversario, e questo lo si può fare con l'altro braccio, quindi bloccando nel momento in cui lui vuole tentare di fare il tiro contro la tua porta, diciamo. E devo essere sincero, c'è una classe arbitrale che è molto attenta nel valutare le variazioni che si fanno, ma devo dire a tutti i livelli che non ho mai visto le liti che vediamo nei campi sportivi o in alcuni sport dove veramente si fa di tutto, quindi con lanci di oggetti nel campo, quindi noi siamo uno sport minore e c'è molto rispetto, diciamo. La tifoseria come si comporta? La tifoseria si comporta benissimo quando c'è, diciamo. A parte che siamo pochi, io parlo della nostra realtà, ma devo essere sincero, quando poco fa ho detto che ho elogiato le tifoserie delle squadre del nord, diciamo, che abbiamo affrontato in Serie A1, devo essere sincero, quindi loro hanno apprezzato molto il nostro gioco, però diciamo che poi abbiamo perso sul campo, ma il fair play poi alla fine si respirava, perché c'è stato l'abbraccio, anche i giocatori più forti dei nostri, con i quali abbiamo fatto comunque bella figura, c'è stato un abbraccio, e poi ho tantissime foto dove la nostra squadra è stata richiesta nel fare le foto alla fine, quindi in una sorta di gemellaggio con queste squadre, cosa che in realtà non si vede negli altri sport. Questo la dice lunga. Nel calcio, quando un giocatore simula, oppure poi alcuni tifosi sono destinatari di DASPO, questo che significa? Una sconfitta per lo sport gerlandano? Sicuramente sì, io amo il calcio, ma oggi come oggi definisco il calcio non uno sport, perché è gestito a livello a grandi livelli, gli interessi economici sono tantissimi, a cominciare da quelli che sono i compensi ai giocatori, che poi magari vanno, è attuale questo argomento, che magari poi vanno a depositare i loro immensi guadagni nei paradisi fiscali. Lo sport è quello vero, è quello, secondo me, è quello di base, a prescindere che sia il calcio, che sia il rugby, che sia il motociclismo. Io per la mia attività di cronometrista le seguo un po' tutti, e devo dire che più è sport d'elite, più il fair play viene meno. Purtroppo ho fatto questa constatazione. Parlavamo poco fa, Luigi, della carta del Panathlon, ecco, del Panatleta. È una sorta di Bibbia per un socio, ecco, deve osservare quelli che sono i punti che fanno parte di questo decalogo.
Assolutamente sì, quando il socio entra deve leggerlo e deve più che altro capirlo e farlo proprio. Questi valori sono importantissimi. Mi viene in mente ieri a proposito di curve, a parte il calcio che è un movimento ovviamente più grande degli altri sport, ma ieri è tornata la curva al palazzetto, al Palamoncada, ieri c'era una curva con bandiere, tamburi, in un ambiente di grande armonia e di grande serenità. Ieri abbiamo avuto ospiti, per esempio una delegazione del club di Enna, erano 42 persone, sono venute a vedere di Panatleti, quindi del club Panathlon di Enna, sono venute a vedere la partita. Quindi è importantissimo e ci teniamo a portare avanti questi ideali. Ecco perché ovviamente è importante che gli ideali siano incarnati poi, non solo letti e approvati, ma anche poi ci sia la testimonianza. Assolutamente sì, la testimonianza e farlo vedere. Io ti rubo 10 secondi, ne approfitto perché lo sento personalmente, di fare un in bocca al lupo e un augurio ad Albano Chiarastella di pronto rientro. È un ragazzo che incarna, per quanto mi riguarda, veramente le doti di atleta e di giocatore corretto che rappresenta veramente i valori del nostro club. È un ragazzo che da giocatore di Serie C oggi è capitano della Fortitudo, pilastro della squadra di Serie A, al quale auguro appunto un rientro rapido. Bene, per questa puntata ci possiamo fermare qui, ovviamente noi Luigi ci vedremo lunedì prossimo, sempre alla stessa ora, in prima serata, per una nuova puntata di Valorizziamo la faccia pulita dello sport. Ringrazio Gerlando Amato, past president del Club International di Agrigento, grazie per essere stato qui con noi, ringrazio il vice presidente Filippo Napoli, grazie, ovviamente ci sarà modo di incontrarci nelle prossime puntate. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento è a lunedì prossimo con Valorizziamo la faccia pulita dello sport. Arrivederci.